un anno dalla Dunata del Piave, la Dunata dei Record, Treviso conferisce la cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini. La cerimonia a Santa Caterina dopo il voto all'unanimità del Consiglio Comunale. Per gli alti valori morali di fratellanza, rispetto e onore alla patria, di cui gli alpini sono da sempre modello e ispirazione. Per aver dato prestigio e lustro alla città di Treviso. La Dunata delle 650.000 presenze che ha fatto segnare alla città un più 12% di visitatori nel 2017, ma i numeri ancora non bastano a raccontare l'emozione che si respira ogni volta che protagonisti sono gli alpini. Su per i monti che noi saremo. Penne nere trevigiane che si preparano a ospitare a metà giugno la Dunata Triveneta. Direi che non poteva mancare a Vittorio Veneto nel centenario dalla fine della Grande Guerra un doveroso ricordo e testimonianza del nostro passato, della nostra storia, per rendere onore ai caduti. Sulla Dunata del Piave un video e un libro fotografico e il sigillo finale con la cittadinanza onoraria. Grande emozione di chiusura di un lavoro fatto per anni per arrivare a una grande adunata che si è dimostrata e quindi bello, una bella chiusura. Abbiamo tutti un cuore alpino e tra l'altro la mia presenza sta proprio per ringraziare veramente il gran lavoro che hanno svolto gli alpini sia in occasione della Dunata fantastica di Treviso, ma che in realtà svolgono tutti i giorni per andare a risolvere molti problemi dei nostri cittadini. Un grazie agli alpini per quello che fanno quotidianamente e un ringraziamento fortissimo per i giorni della Dunata che sono stati dei giorni incredibili, memorabili, personalmente i più belli da quando sono stato sindaco e per la città qualcosa di indimenticabile. Ora il testimone passa a Trento dal 10 al 13 maggio. C'è stata una simbiosi totale che credo sarà difficile ripetere, ma è una sfida che io credo che i cittadini di Trento accoglieranno e sapranno dimostrare anche loro l'affetto che gli alpini meritano.